Frullato di fragole, moscato di Siracusa Don Nuzzo e un giusto equilibrio di rum e infuso di cannella. Ecco il segreto del cocktail con il quale l'alberghiero di Siracusa ha vinto ad Alassio il premio AIBES. Anche gli studenti del Moncada di Lentini hanno conquistato il trofeo Claudio Ventimiglia. Dopo 2 giorni e 3 prove, Alan Amente e Cristina Logrande della scuola alberghiero Moncada, accompagnati dal docente Piero Giurdanella di Lentini, si sono aggiudicati il premio trofeo. Numerosi gli istituti alberghieri che hanno partecipato al trofeo. Grande soddisfazione espressa dal dirigente scolastico Salvatore Manca, che nel premiare i vincitori ha voluto sottolineare come l'alto grado di professionalità di tutti i concorrenti abbia reso onore all'importante traguardo della 10ª edizione dal titolo Claudio Ventimiglia, presidente del Giancardi dal 1985 al 2003. Una partecipazione, quella dell'AIS, sicuramente importante, giunta alla sua 2ª edizione come partecipazione, diciamo, insieme all'Istituto Alberghiero, un evento che vede coinvolti molti studenti di diverse scuole alberghiere di tutta Italia. La presenza della sommellerie negli istituti alberghieri è sicuramente importante, fondamentale. Noi abbiamo intrapreso un progetto già da tempo su tutto il territorio regionale, traguardando anche quest'anno, tra l'altro, un importante, diciamo così, avvenimento, che è la vittoria di un giovane studente di una scuola alberghiera di La Spezia come miglior sommelier italiano. Quindi sicuramente un connubio da portare avanti, una collaborazione da potenziare, da enfatizzare nei prossimi anni e che porterà certamente altri grandi risultati.